Ben ritrovate Cattoliche dintorni. Il regista Ermanno Olmi invita i giovani a guardare oltre la crisi e a diventare protagonisti di un nuovo modello di sviluppo. Ascoltiamolo in questa intervista. Io ho riscontrato soprattutto nel suo cinema degli ultimi anni delle urgenze. In 100 chiodi, ad esempio, trovare le motivazioni della cultura, il bisogno umano verso la cultura. Terra Madre, a livello documentaristico, grandi domande e urgenze sul nostro pianeta. In questo film, nel quale tra l'altro torna alla fiction, quindi probabilmente con un'urgenza dopo aver dichiarato pubblicamente di non voler più fare fiction, vedo l'urgenza umana, di raccontare un'umanità e un'accoglienza tra popoli. Volevo avere da lei qualche parola in più su questo tema. Diciamo, sono stato costretto a smentirmi a proposito del mio impegno a non fare più fiction, in quanto mi capitò un incidente per cui sono rimasto 70 giorni bloccato a letto immobile. L'unica cosa che potevo fare era farmi dare da mia moglie il computer, metterlo sulla pancia e scrivere qualcosa, così, giusto per... Ebbene, lì è scattata, come dire, senza che la predisponessi, l'idea di fare un film dove ci fosse l'intenzione dell'apologo. Oggi la televisione, che ci porta ogni momento nelle nostre case, sotto il nostro sguardo, una drammaturgia della realtà così sconvolgente, così atrocemente tragica, per cui le nostre anche migliori intenzioni di fare una drammaturgia del realismo della tragedia fa ridere in confronto. Ecco, cosa possiamo fare allora se non, un po' come faceva il teatro greco nelle sue origini, porre la questione in termini di annuncio. Allora arrivava nell'arena un attore che diceva: è accaduto questo, e da questo momento cominciamo a ragionare del perché è successo, quanto è colpa degli altri, quanto è un po' colpa nostra, e via. Si discuteva nell'arco della tragedia delle ragioni della tragedia e delle nostre relative responsabilità. Soltanto alla fine doveva subentrare il Deus ex machina, perché l'uomo non era in grado di risolvere queste questioni. Bene, facciamo attenzione a ben distinguere tra il Deus ex machina del teatro e il Deus ex machina del Parlamento. Per cui quando arriva un Deus ex machina che ci dice: non preoccupatevi, sun chi mi e vi risolvo io i vostri problemi, ecco, no, lasciate che i nostri problemi, non dico ce li risolviamo noi, ma quantomeno ce li discutiamo tra noi. Legando Terra Madre con quest'ultimo lavoro, quello che salta all'occhio è la libera circolazione delle merci, ma non la libera circolazione dei popoli. Quindi questo paradosso si può ancora sciogliere, o almeno cominciare a parlarne in maniera più seria attraverso un racconto cinematografico? Dobbiamo farlo, se non lo facciamo ce lo imporrà la storia. Infatti la mia didascalia finale in questo film dice: o noi cambiamo il corso che noi stessi abbiamo impresso alla storia, o sarà la storia a cambiare noi. Quindi se siamo noi a cambiare lo potremo fare in termini quantomeno non tragicamente definitivi, ma se lo fa la storia, ragazzi,
E ora vi proponiamo un'intervista a Marco Travagliati, laureato in fisica presso la nostra università e ora dottorando alla Normale di Pisa. Ascoltiamolo in questa intervista. Marco Travagliati, tu sei laureato in fisica all'Università Cattolica ed ora sei studente della scuola di dottorato alla Normale di Pisa. Stai realizzando una ricerca su applicazioni mediche. Di che cosa si tratta esattamente? Ma quello che noi vogliamo fare è realizzare un dispositivo portatile che consenta ad ogni persona, in qualsiasi situazione, di poter testare il proprio stato di salute. Attualmente, per quando ci si sente male, bisogna andare in ospedale, fare delle analisi che richiedono estrazione di millilitri, provette intere di sangue e giorni di attesa per avere il risultato dell'analisi. Quello che noi vogliamo fare è di creare un dispositivo grosso come un cellulare che ti consenta di testarti da solo il tuo stato di salute. E il paziente deve estrarsi una piccola quantità di sangue e quello di cui noi ci occupiamo è di costruire un oggetto in cui questa piccola goccia di sangue venga divisa nelle varie parti, portata in vari microreattori chimici dove verrà analizzata, ma tuttora quello che manca è la piattaforma per muovere su un oggetto portatile le varie microgocce di sangue all'interno delle varie regioni. Questo è quello di cui noi ci stiamo occupando e la tecnologia che stiamo utilizzando è la onde acustiche di superficie, che tra l'altro è stato l'argomento anche della mia tesi qua a Brescia, applicato a tutt'altro campo. L'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di fornire una piattaforma completa. Al momento soltanto poche operazioni base riescono ad essere fatte e queste operazioni base richiedono ancora che il chip venga utilizzato in laboratorio da persone esperte. Il nostro scopo è quello di rendere il tutto completamente automatizzato in modo tale che non vi sia bisogno di un operatore esperto, ma chiunque possa utilizzare questo tipo di chip. Anche per oggi spazio alla rubrica Libri in pillole. Questa è l'unica biografia autorizzata della vita di Steve Jobs, un libro dedicato alla sua carriera e ai suoi progetti, al creatore della Apple. Una figura fondamentale della nostra era, personaggio chiave del XXI secolo che ha saputo unire creatività e tecnologia, concependo idee geniali che hanno cambiato il nostro mondo e il nostro modo di pensare. Un libro che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, a partire dall'adozione da parte dei suoi genitori Paul Jobs e Clara Hagopian, e poi ancora la sua formazione, la sua carriera, i suoi successi, le sue cadute e il suo rialzarsi più forte di prima. Ma il libro al tempo stesso ripercorre la sua vita privata, l'uomo che Steve Jobs è stato, parlando della sua famiglia e della sua vita privata. Una figura geniale che ha concepito idee molto importanti, che ha cambiato il nostro futuro, lasciando un vuoto incolmabile ma al tempo stesso lasciandoci molti insegnamenti. Questo è Steve Jobs di Walter Isaacson. Questo libro del critico cinematografico e giornalista Oscar Iarussi è dolce e nostalgico, accarezza il passato, gli anni 60, il periodo della dolce vita in cui il nostro paese si cullava. Un periodo in cui l'Italia sembrava aver trovato il suo futuro. Sì, perché il boom economico ha portato euforia e fame di futuro tra gli italiani. Un desiderio che però sembra essere confinato solo agli anni 60. L'Italia di oggi è piena di contraddizioni. Non c'è più la voglia di raggiungere il futuro nel presente. Sembra proprio infatti che il futuro sia rimasto alle nostre spalle, indietro nel tempo. Questo è C'era una volta il futuro, l'Italia della dolce vita di Oscar Iarussi. Un grande
autore è lo scrittore americano Philip Dick, i cui libri sono diventati famosi adattamenti cinematografici, tra cui Blade Runner di Ridley Scott. Il protagonista si chiama Jim Parsons, è un bravissimo medico impegnato a salvare vite umane. Un giorno però accade un terribile incidente e Jim Parsons viene catapultato avanti nel tempo, nel futuro lontano, nella San Francisco ultramoderna, in cui regnano violenza e distruzione, in cui la morte sembra venerata. Tutto sembra quindi non sposarsi con le idee moralmente giuste e altruiste di Parsons. Ce la farà il protagonista a salvare il futuro e difendere la vita? Questo è Dottor Futuro di Philip Dick. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, auguro a tutti voi un felice anno nuovo e noi ci vediamo la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Grazie per essere stati con noi.